Quando una sensazione, un'intuizione in merito a un fatto molte volte negativo viene confermata dai dati, si ha un misto di orgoglio e delusione. Orgoglio perché la propria visione della realtà viene confermata, delusione proprio per lo stesso identico motivo, ed è la sensazione che provano tutte le persone che hanno avuto a che fare con la sanità in Sardegna quando ci si trova di fronte ai dati che certificano come il sistema sanitario sardo sia uno di quelli che a livello nazionale si trova più in difficoltà, se non proprio, come raccontato oggi dall'Unione Sarda a pagina 7, non garantisce i livelli essenziali di assistenza. I dati sono stati raccolti dal nuovo sistema di garanzia attraverso il quale viene misurata la qualità delle cure fornite ai cittadini. Tra gli indicatori di riferimento per definire quali regioni rispettano questi livelli essenziali ci sono le vaccinazioni, le cure ospedaliere e poi i tempi di attesa. Criticità che in Sardegna sono registrati anche sul fronte della prevenzione, che monitora gli screening oncologici e gli stili di vita dei sardi. Andando avanti il quadro si fa ancora più impietoso, perché ad esempio la sanità territoriale è un altro di quei livelli essenziali che non vengono garantiti in Sardegna. Viene da chiedersi che cosa è garantito dal sistema sanitario sardo, e se pensate che questo quadro sia un po' forzato e che i numeri alle volte non rappresentino completamente la realtà, che è anche parzialmente vero, però ci danno un'ottima chiave di lettura su come appunto capire la realtà, a pagina 32 sempre sull'Unione Sarda, in apertura di cronaca di Nuoro, Fabio Ledda racconta che il reparto di radiologia del San Francesco di Nuoro sarà in stop sino al 5 di agosto a causa delle ferie del medico. Ovviamente qua non si vuole colpevolizzare il medico, che ha il diritto ad andare in ferie, ed è anche necessario che un medico sia riposato visto i turni che devono fare molti operatori sanitari nei reparti dell'isola. Però è assurdo che quello che dovrebbe essere il terzo polo sanitario della Sardegna, che dovrebbe coprire un territorio enorme, quello appunto del centro dell'isola, si trovi completamente bloccato a causa delle ferie, che non sono un evento che non si può controllare, anzi sono programmate, in tanti casi sono note già da molti mesi, e inoltre non sarà l'unico reparto del San Francesco che chiuderà in estate per ferie. Ortopedia da marzo ad esempio offre solo consulenze, mentre ad agosto neurochirurgia, leggo dall'articolo di Ledda, chiuderà una decina di giorni per garantire le ferie ai medici, e senza i numeri per i turni dirotterà le emergenze in altri ospedali dell'isola. Quindi fondamentalmente mancano i medici, mancano gli operatori e le persone che dovrebbero lavorare all'interno dei reparti, vuoi perché è un mestiere difficile, è un mestiere che richiede tanti sacrifici e in molti casi addirittura poco remunerativo in merito alle ore che vengono poi effettivamente lavorate. È un mestiere in cui si lavora sotto stress e in cui l'errore deve essere ridotto al minimo, e senza riposo, senza anche le ferie, la possibilità di compiere degli errori ovviamente diventa sempre più alta. Servono medici, servono persone che vadano negli ospedali, serve sbloccare le borse di specializzazione che in questo momento sono il vero tappo per cui non si riescono ad immettere nuovi medici nel sistema sanitario nazionale. Questa situazione purtroppo non è destinata a migliorare nel breve periodo, ma anzi rischia di peggiorare ancora di più in un'isola che, ripetiamo ormai da mesi, avrà sempre di più bisogno di una sanità funzionante a fronte di una popolazione che invecchia ogni anno che passa. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di martedì 16 luglio. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci ascoltano sia in radio che sul sito in streaming di Radio Calaritana. Oggi nelle aperture dei principali quotidiani e dei giornali online non troviamo una notizia che spicca più delle altre, ci sono tante notizie e aggiornamenti in merito ad alcune cose che sono successe nell'ultima settimana e che adesso cerchiamo di vederle insieme. Partiamo dall'incontro tra la presidente della regione Alessandra Todde e il ministro per le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, raccontata a pagina 5 da Salvatore Santoni sulla Nuova Sardegna. L'annuncio è che l'isola potrà recuperare la parte dei 47 milioni dei fondi di sviluppo e coesione non spesi con il programma Ospedali Sicuri e recupererà anche 40 milioni tagliati ai comuni sardi dal fondo di funzionamento. Sono i due risultati principali
principali che emergono da questo confronto, che è stato franco e chiaro, così è stato definito da Alessandra Todde, dove si è parlato di alcuni nodi principali proprio relativi alla programmazione e si è avuta l'assicurazione da parte del ministro che si potranno recuperare su altre linee di programmazione i fondi che non sono stati spesi. Altro tema importante che è stato affrontato nel corso del vertice tra Stato e Regione è stato quello dell'Einstein Telescope, il progetto del rivelatore di onde gravitazionali che dovrebbe essere realizzato a Lula. Sono stati definiti alcuni obblighi a cui la Regione deve adempiere e si è parlato anche di come fissare il finanziamento per la costruzione del telescopio e quindi anche la programmazione del nuovo fondo di sviluppo e coesione del 2027. L'accordo quindi per i nuovi fondi dell'isola sarebbe a un passo, così titola La nuova Sardegna in edicola oggi, e l'obiettivo sarà quello di riuscire a spenderli questi fondi, perché già da tempo si è visto come il grande problema della regione non sia quello di ricevere questi finanziamenti quanto quello di realizzare dei progetti con cui spendere gran parte dei soldi che vengono destinati allo sviluppo dell'isola. E parliamo adesso di cronaca, andiamo a pagina 4 nell'articolo sull'Unione Sarda a firma di Francesco Pinna, che racconta gli sviluppi in merito alla scomparsa di Francesca Deidda, la donna di 42 anni che gli inquirenti sospettano sia stata uccisa dal marito Igor Sollai di 43 anni, che in questo momento si trova in carcere a Utah e si professa estraneo completamente ai fatti, dicendo che la donna si sarebbe allontanata volontariamente dall'abitazione. Nella giornata di oggi potrebbero già entrare in azione i cani molecolari chiesti dalla speciale task force elestita dalla procura di Cagliari per cercare il corpo della donna nell'area intorno al ponte romano lungo l'ex statale 125, dove si è attaccata per l'ultima volta alla cella del cellulare proprio di Deidda prima di sparire nel nulla nella giornata del 10 di maggio. La Nuova Sardegna racconta nell'articolo di Luciano Onnis, pagina 2 e pagina 3, che nella giornata di domenica si è svolta una fiaccolata a San Sperate per chiedere la verità sulla scomparsa di Francesca Deidda, a cui hanno partecipato oltre al fratello e i parenti della donna anche i genitori di Igor Sollai, che in un breve dialogo che c'è stato con il fratello di Francesca Deidda si sono detti anche loro addolorati e preoccupati per la sorte della donna e non hanno rilasciato poi altre dichiarazioni ai giornalisti presenti alla fiaccolata. E la protesta per l'installazione di nuovi impianti di energie rinnovabili nell'isola sta raggiungendo un livello ulteriore di scontro tra i comitati che si oppongono alle nuove installazioni e le forze dell'ordine. Il momento di massima tensione si è raggiunto ieri nel porto di Oristano, dove sono radunate gran parte dei materiali che sono necessari per il repowering, quindi per l'ammodernamento delle paleoliche già esistenti. E quando in tarda notte i camion stavano per partire e lasciare il porto di Oristano, si è cercato di bloccare il trasporto dei mezzi e da qui appunto lo scontro con le forze dell'ordine. Uno scontro quindi che passa dal mero lato legislativo e della protesta civile a un vero e proprio scontro. Nella giornata di venerdì, leggo dall'articolo a firma di Lorenzo Piras a pagina 3, sull'Unione Sarda è prevista un'assemblea pubblica a Villanova Tulo, dove i vari comitati si riuniranno proprio per capire quali saranno i passi ulteriori da fare per impedire quella che da loro è definita la speculazione energetica che si sta consumando sul territorio sardo. In chiusura parliamo anche di sport, perché saranno 8 gli atleti sardi che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi e che avranno inizio il 26 di luglio. A fare una panoramica sugli atleti sardi che saranno impegnati è la Nuova Sardegna, pagina 6 e pagina 7, nei servizi a cura di Andrea Sini, Enrico Gaviano e Gianna Zazzara, che presentano alcuni dei protagonisti, alcuni già andati a medaglia, come ad esempio Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Stefano Oppo, e altri invece che si apprestano a fare la loro prima comparsa alle Olimpiadi, come il pesista di Ghilarza Sergio Massidda, già argento negli ultimi mondiali di sollevamento pesi, e il ginnasta cagliaritano Nicola Bartolini. Tutti quanti puntano a essere protagonisti e realisticamente c'è la possibilità di ben figurare in una rassegna olimpica in cui c'è stato un enorme cambio generazionale in tutte le discipline e in cui l'Italia proverà ad eguagliare il record di 40 medaglie conquistato alle ultime edizioni di Tokyo 2020. E questa era l'ultima notizia anche per oggi, l'appuntamento quindi è per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete, questa e le altre puntate sono disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Come detto, quindi noi ci sentiamo domani, un saluto da parte mia e da parte di tutta la nostra redazione. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro d'insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.